Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti ad una nuova live di Reni Retro. Salve a tutti, salve, benvenuti. Allora, sono le ore 11:30 in questo momento di questo mercoledì 19 febbraio 2025. È arrivato il momento di andare a vedere un PC che mi sta molto a cuore e vorrei evitare di buttarlo, ce n'ho anche altri da buttare, quindi magari questo, se funziona come quell'altro che abbiamo visto ieri, che era poi il PC client di una videoteca, e niente, praticamente anche questo ha una sua storia da raccontare. Innanzitutto questo è un mio PC, quindi non mi è stato né regalato né dato da smaltire, come è capitato per altri PC che abbiamo visto. Salve Michele, buongiorno, benvenuto. Quindi, come è capitato per altri PC che abbiamo già visto, che mi sono stati dati o per il RAE quando avevo il negozio di computer per essere poi gettati in discarica, o proprio da amici che li hanno dismessi. Questo no, questo ha una sua storia, è uno dei tanti che hanno una loro storia, perché questi prima del 2006, poi vabbè nel 2006 sono venuti qui con me quando ho cambiato casa, insomma, quando mi sono sposato. Un saluto, un caro affettuoso saluto a mia moglie. Quando mi sono sposato siamo venuti qua e questi computer sono venuti con me, ma prima stavano tutti dentro un'unica stanza, perché io avevo avuto la malsana, la pazza idea, erano i primissimi anni 2000, quando la faceva da padrone Windows 2000 Server, e con Windows 2000 Professional si potevano creare delle ottime reti LAN. E allora io vi sto raccontando, diciamo, questo aneddoto, questo racconto o parabola, che la vogliamo definire, come diceva Verdone. Va bene, praticamente avevo fatto una LAN dentro casa mia, ancora non si utilizzavano le macchine virtuali, virtual machine o simili, e quindi per fare una LAN dovevi avere dei computer fisici, e io avevo tanti switch, tra l'altro meccanici, quindi non quelli elettronici che poi io comprai, perché ho diversi switch VGA elettronici che switchano una tastiera, un mouse e un monitor, addirittura con 5 PC. Quindi io in questo caso invece avevo quelli dentro le scatolette che si trovavano all'epoca. Io li comprai da DS Elettronica, che stava dietro a Piazza Re di Roma, quella zona lì. Comprai questi switch con la spada de fuoco. A te, ti avevo detto che te lo crescevo grande, forte, sbagliato tutto. Mario Brega, ciao Mario, sei sempre con noi, grande Mario e grandissimo Verdone con i suoi personaggi che, che facevano, all'epoca facevano parecchio ridere. Chiusa la parentesi, Mario Brega, dicevo, con questi switch meccanici, con un solo mouse, una sola tastiera e un solo monitor potevi controllare più di un computer, ok? E io sotto ho un mobiletto che era simile a questo che ho qui. Questo che ho qui l'abbiamo comprato qui in questa casa nuova, pure questo però mi sa che è del 2007-2008 sto mobiletto, che mi è molto comodo. Tra l'altro lì sulla destra c'è un vecchio PC di mia moglie, che lei usava, diciamo un fisso che lei usava quando stava ancora nella sua vecchia casa, diciamo. E quindi è rimasto lì, l'abbiamo usato 2 o 3 volte in questa casa nuova, ed è pure quello dal 2007-2008 che è spento e sta lì, sta fermo, perché poi con i portatili, con i fissi migliori di quello,
è rimasto lì, però quello è un case molto bello perché ha delle luci azzurre laterali con tutte bolle dentro a delle barre di plastica che sembrano piene di acqua, ma piene di acqua non sono. Comunque poi vedremo pure quello, si chiama Sally quello. Sally è chissà che c'è dentro, lì mi pare che c'era installato anche lì Windows XP. Qui invece mi sa che ci troveremo Windows 2000. Diamo un po' di storia di questo PC. Non so se l'ho riuscito a leggere, magari su dei televisori grandi, poi ve l'avvicino dopo. Qui c'è scritto Gig Robot. Allora, io quindi vi stavo raccontando, mi ero creato ovviamente agli inizi degli anni 2000, già avevo un NT4 server con diciamo il sito internet refsoft.it che era poi Refsoft WebBS, la BBS sul web, di cui sono riuscito grazie a Wayback Machine a trovare le schermate di avvio, perché quella era scritta tutta in ASP. Wayback Machine non poteva accedere ai sorgenti ASP. Purtroppo non trovo più gli hard disk di quel server con Windows NT4 server, e quindi tutto quel sito refsoft.it penso sia andato perso. Però siccome io qui giù c'ho un armadio pieno di hard disk, sarebbe da mettersi a controllare tutti gli hard disk, tra l'altro sia SCSI che IDE, il server mi pare che ce l'ho ancora giù perché era un case desktop che mi regalò mio cugino, anzi saluto mio cugino Dario, me lo regalò quando lui lo dismise, e io ci installai Windows NT4 server e lo feci diventare il server. No, il no, va tutto a scatti, c'è qualcosa che non va. Ok, allora il server del mio sito internet, ok? E poi avevo qualche client, ma all'epoca, proprio stiamo parlando degli inizi del 2001-2002, proprio gli inizi degli anni 2000. Poi passai a Windows 2000, il server rimase quello, lo aggiornai e ci installai Windows 2000 server, ok? E quindi ci installai il sito internet lì sopra, però non trovo più l'hard disk. Comunque, tornando a noi, quello diventò, diciamo, il server principale, che tra l'altro condivideva anche la connessione internet, perché il protocollo PPoE io non lo avevo dentro i modem. Io mi connettevo a internet all'epoca tramite un provider che si chiamava Telvia. Forniva la ADSL, questo Telvia era un provider sardo, quindi mi forniva il servizio ADSL sempre tramite il doppino Telecom Italia, diciamo, però Telecom Italia direttamente costava uno sproposito l'ADSL, invece tramite Telvia, questo diciamo provider, io avevo non solo l'IP fisso garantito, quindi io avevo un bel IP fisso e quindi avevo registrato il dominio internet refsoft.it e quindi potevo avere il sito direttamente dentro la mia cameretta, e c'era questo, diciamo, era un PC però con installato sopra 2000 server ed era sempre acceso questo PC, anche se poi gli utenti erano pochissimi, cioè non è che ci aveva tanto successo questa web BS, questa idea di trasportare la BBS che ho gestito per tanti anni su Amiga 4000, portarla poi sul web, quindi senza modem, in modalità grafica, non più in modalità testuale, è stata un'avventura quella. E quello lo faceva sia da server web, sia da file server, sia da internet server, perché tutti i PC che poi avevo in camera si connettevano a internet tramite quel server, quindi non era proprio un proxy server, perché io quando diciamo mi connettevo a internet, diciamo il modem era connesso direttamente a quel server, quindi il modem connesso con la DSL era connesso a quel server e poi quel server era connesso ai vari switch che c'avevo, perché all'epoca già c'erano gli switch 10.100. Allora facciamo una differenza: all'epoca le reti, stiamo parlando ovviamente dei primissimi anni 2000, potevano essere coassiali o anche di tipo Ethernet. Le reti che io ho utilizzato a casa erano sempre di tipo Ethernet, quindi con i cavi a 8 poli, ok? I cavi Ethernet che tutti conosciamo, i cavi di rete. Col cavo di rete io avevo degli switch perché le schede di rete erano tutte 10-100,
le abbiamo fatte vedere, le schede di rete sono queste, ok? E queste erano tutte quante, potevano connettersi a internet sia a 10 megabit che a 100 megabit, auto negoziating, quindi si settava automaticamente la velocità e quindi questi erano connessi tutti a uno switch multiporta. Questo switch era connesso al server e il server sempre tramite un cavetto di rete era connesso a questo modem che io avevo, che me lo ricordo benissimo, ce l'ho ancora giù, era di Tricom, era un Office Connect di Tricom, poi c'ho anche degli Office Connect US Robotics barra Tricom, marchiati tutti e due i marchi, quindi qualcosa di spettacolare quelle macchine. Poi parleremo anche della US Robotics e della Tricom, che all'inizio degli anni 2000, diciamo fino agli anni 2000, la US Robotics ha fatto i modem migliori possibile. E poi, diciamo, nei primissimi anni 2000, la Tricom faceva apparati di rete professionali e schede di rete che praticamente sembrava che esistessero solo le Tricom come schede di rete, invece poi ce ne stavano tante altre marche che erano considerate sottomarche. La Tricom era la regina delle schede di rete, ok? E quindi avevo fatto questa rete LAN. Il server si chiamava Altanius, ok? Proprio il nome del PC. Quando uno installava, pure adesso se installi Windows 7, Windows 11, Windows 10 o Windows XP, è rimasta sempre questa cosa. Tu potevi dare un nome al PC, sia durante l'installazione sia in seguito andandolo poi a cambiare. Su Windows XP bastava andare su gestione periferiche e c'era il nome PC, premevi F2 e lui ti permetteva di cambiare il nome, che sennò veniva dato in automatico. Però diciamo quel nome PC poteva essere cambiato. Io avevo il server che era Daltanius. Questo qui si chiama Gigrobot, era uno dei client Gigrobot e come vedete io qui ho un lettore, ovviamente non riuscite a leggere le scritte che ci sono qui. Comunque questo è un lettore DVD e lettore CD, infatti c'è scritto DVD-ROM Compact Disc, quindi questo è solo un lettore che legge sia i DVD che i CD, ma non scrive nessuno dei due. Ok? Sopra invece c'è un masterizzatore CD che scrive anche i CD riscrivibili ed è un 241040. Oh, questi tre numeri, l'altra volta abbiamo visto il 401240 della, mi sembra che era della LG, mi sta cominciando a sfarfallare la scheda video. Sapete che faccio io? Adesso alleggerisco un po' la scheda video, vediamo un po' se alleggerendo un po' la scheda video mi sfarfalla di meno. Ho chiuso un'applicazione abbastanza pesante sulla scheda video. Scatterà qualche secondo, aspettiamo che mi chiude. È quello, più di questo non gli posso chiedere, ok? Allora, stavo dicendo, questo sopra è un masterizzatore CD e c'è scritto 241040. L'altra volta avevamo trovato un 401240. Che cosa volevano dire questi tre numeretti? Allora, il primo numeretto si riferiva alla velocità di scrittura dei CD normali. Lo so che salta, io lo vedo perché come ho già detto pure ieri nella live, io ho tutti i benchmark, me ne accorgo subito quando si blocca un pochettino, ma io sotto c'ho un sacco di applicazioni, purtroppo mi servono aperte, io uno dei computer ce n'ho, se io comincio a fare una cosa sola con un computer è finita, io con un computer faccio tante cose e quindi adesso quello sta lavorando, però sto comprimendo un altro video ma sta in priorità molto bassa e quindi la priorità ce l'ha OBS. Ovviamente OBS si appoggia pure a Google Chrome e quindi anche Google Chrome ha una priorità più alta rispetto al programma di compressione video. Poi vabbè, vedremo pure come gestire le priorità dei vari task, cioè dei vari programmi che uno ha sul PC per poter far fare tante cose contemporaneamente al PC senza che però quella che a noi ci interessa che vada meglio venga rallentata. Buongiorno Mascito, quanto tempo? Salve, benvenuto. Dobbiamo fare il teardown di questo PC, anche se spero di non doverlo smontare. E stavo raccontando la storia, stavo spiegando i tre numeretti sui masterizzatori CD che cosa volevano dire. In questo caso c'è scritto 241040 con la X vicino. 24X significa che scrive i CD, CD normali, CD dati o CD audio fino ad una velocità di 24 per.
10 per si riferisce ai riscrivibili, quindi i CD riscrivibili, ovviamente con i supporti adeguati, riescono ad essere scritti da questo masterizzatore fino a una velocità di 10 per, e l'ultimo numeretto, 40 per, si riferisce alla lettura dei CD. Quindi i CD qualsiasi venivano messi qua dentro, ovviamente i CD audio in modalità audio, se volete sentire un CD audio è 1 per, ok? Mettete un CD audio play, quello gira 1 per. Però se lo volevate copiare nell'hard disk con, che ne so, audio grabber, cose di questo genere, quindi fare la cattura di tutto. Va bene, grazie di essere stato con me, di essere passato, mi ha fatto piacere. Poi, semmai la puoi recuperare, la live rimane sul mio canale YouTube. Grazie di essere passato. Quindi poteva leggere sia i CD dati che i CD audio facendo un ripping fino a una velocità di 40 per massimo, però. Poi parleremo pure di CAV e CLV, che già in una vecchia live l'ho detto che differenza c'è, perché questi valori sono tutti valori massimi, ok, raggiunti da questo masterizzatore, ma non è che sono costanti. Ho nominato tre lettere, CAV e CLV. CAV si riferisce a Constant Angular Velocity e CLV è Constant Linear Velocity. Quindi sono i due sistemi che hanno i lettori e masterizzatori CD e DVD per far girare il disco all'interno e per ottimizzarne la lettura e la velocità. Ok, poi andremo a vedere che cosa vogliono dire leggere a velocità lineare costante o leggere a velocità angolare costante. Ok? Va bene. Quindi questo Gig Robot che sta scritto qua, a parte che ci sarà Windows 2000 sicuro sopra, faceva parte della mia LAN, è uno dei tanti PC. L'altro l'ho già visto quando prima sono sceso giù per cercare una cosa che tra l'altro non ho trovato, e quindi diciamo erano diversi PC, abbiamo detto il server si chiamava Daltanius, Gig Robot, Jet Robot, c'era UFO Robot, ce n'erano diversi e c'erano anche alcuni portatili. Purtroppo i portatili si sono rotti, mi sa che sono stati pure buttati i portatili che facevano parte di questa mia LAN, e io avevo fatto una rete, quindi una local area network chiamata con tutti i robot dei cartoni animati degli anni 70-80, ok? Quindi c'era pure Great Mazinger, poi lo vedremo perché Great Mazinger mi sa che sta sul soffitto ancora, Great Mazinger era una bestia, qui c'aveva un sacco di hard disk, mi pare, Great Mazinger. Comunque, vabbè, poi lo vedremo. Allora, resto così e proviamo ad accenderlo. Io spero che si accenda. Vediamo un po'. Allora, attacchiamo la corrente. No, ok. Ho attaccato la corrente, hanno iniziato a girare le ventole, però si è tutto fermato. Vediamo cosa succede. Si sono accese le due lucette, vedete? Rossa dell'hard disk e verde Hewlett Packard, quindi dentro c'è una scheda madre HP, ok? È rimasto così Hewlett Packard. Ah, ecco, Pentium 3 Coppermine MMX a 700 MHz. Oh, boot failure. Allora, quindi l'hard disk non lo vede, non vede un tubo, non vede niente. Allora, io intanto per farvi capire meglio vi metterei la schermata, ecco, magari vi tiro un po' più indietro questo monitor in modo che si vede tutto. Ok, mi sembra che si veda tutto, no? Sopra? Sì, si vede tutto. Ok, allora fatemi rimettere la chat, così. Allora, vediamo un po'. Resettiamo. Eh, PF2.
PF2, vediamo se supporta la tastiera USB, ma mi sa proprio che questo. Allora, Howard Plug and Play BIOS, Plug and Play, 200 MB di RAM. Allora, io l'hard disk lo sento che si avvia, però qua non lo rileva. IDE Primary Master, Press Enter, Detecting Hard Drive, niente, Primary Slave, niente. Voglio vedere un attimino allora dentro, un secondo, lo smontiamo, stacchiamo un attimo la corrente, perché io sento un hard disk che si avvia, quindi l'hard disk c'è dentro, bisogna vedere se si è rotto, se si è rotto, arrivederci. Però ovviamente il PC sembra che funziona. Porca miseria, ce ne stanno due di hard disk. Beh, questo essendo mio era sempre super pompato. Tra l'altro è un Pentium 3 slot 1. Spettacolo sto PC. Spettacolo, Pentium 3 slot 1. Poi vi faccio vedere com'era. Ieri abbiamo visto un Pentium 3 con la schedina acquistata a parte che permetteva di cambiare la CPU sullo zoccolo. Mentre questo è un Pentium 3 di quelli boxati dalla Intel. Quindi questo non si, tra virgolette, non si poteva smontare. Allora, io voglio vedere. Allora, la piattina Ultra DMA è attaccata. Perché non vede gli hard disk? Può darsi che uno di questi hard disk sia andato. Allora, proviamo a vedere. Questi saranno hard disk da 2 GB e 100, alla buona e meglio. Saranno hard disk vecchi come il cucco. Allora, andiamo a vedere PF2, Hewlett Packard. Andiamo a vedere se riusciamo a farglieli rilevare questi due hard disk, se no li metto uno alla volta e vedremo. Ok, Primary Master, Detecting Hard Drive. Ovviamente anche questo c'ha il lettore floppy, qua c'è il lettore floppy, ragazzi, quindi niente, non lo rileva. Allora noi facciamo così. C'è questo pulsante che si incastra. Ok, e io ne stacco uno dei due, sia dalla piattina che dalla corrente. Ovviamente il sistema operativo stava solo su uno, quindi c'è una ventola aggiuntiva del case lì che avevo messo io, e la CPU non ha una ventola per raffreddarla, perché non scaldavano così tanto questi Pentium 3. Allora andiamo a vedere se così viene levato un hard disk. Andiamo. Mi sfarfalla un po' la videocamera perché penso di capire che. Allora, Samsung, il lettore e il masterizzatore vengono riconosciuti, ma Detecting Hard Drive, niente, questo non viene riconosciuto e questo neanche. È un peccato, Allora, e adesso provo ad attaccare solo l'altro, che poi può essere pure la piattina, Allora, qui è un casino perché ovviamente sono tutti dischi DMA ATA, quindi hard disk IDE. Non riesco a rimettere sta piattina, pensa un po', e mettevo come niente io queste piattine. Sono tutti dischi vecchissimi, io li vedo,
Sono proprio vecchi vecchi. Oh. Andiamo a vedere se così lo rileva. Questo mi sa che manco gira. Ah, così lo rileva. Western Digital VDC sarà un 20 giga. Prima remaster. Pentium 3 700 con 260 MB di RAM. Ok. Exit, save changes and exit. Vediamo se così parte qualche sistema operativo. Quindi quell'altro sarà rotto. E vabbè. Poco male, poco male, poco male. Hard disk c'ho gli armadi pieni. Anche se mi sarebbe piaciuto vedere che ci stava dentro questi hard disk. Magari c'era qualche backup della BBS qua, della WebBS. Ok? Qui c'ho il cagnolino. Guardate, il cagnolino. Niente. Qui non c'è il sistema operativo montato, secondo me. Vediamo un attimino se... Ah no. Il tasto reset qua non funziona perché non è attaccato. Forse gli devo dire il boot device. Adesso vediamo, Andiamo a vedere. Vedete come erano più complicati all'epoca i computer e non era tutto facilissimo. Bisognava perderci un po' di tempo. Allora, andiamo a vedere boot, floppy CD-ROM. No, io floppy non mi interessa. HDD. Scasi, LAN. Vedete LAN? LAN, quello che vi ho detto ieri, poteva partire direttamente via rete avendo un sistema operativo installato su un server terminal, ok? Su un terminal server edition. Lui, se uno mette LAN come prima periferica d'avvio, in quel caso lui parte via rete. Ovviamente deve trovare un server che rilascia un IP e gli rilascia il boot per poter far partire un sistema operativo. Non era una cosa semplicissima, non era proprio scontato, non era facile configurare questi server. Attenzione, attenzione. Allora, quindi HDD, CD-ROM e HDD, dai, va bene così. Vediamo se salvando così c'era qualche sistema operativo qua sopra. Ecco, Pentium 3 Coppermine MMX 700 MHz. Sta testando la RAM, 260 MB di RAM, che erano un'esagerazione per l'epoca, Era proprio mi sa, il massimo che supporta questa scheda madre. Plug and play BIOS. Hard drive l'ha trovato. Niente. Perché si vede che il sistema operativo stava sull'altro disco. Mannaggia, oh. Guardate se tra i due proprio quello col sistema operativo si doveva andare a rompere. Però già che funziona la scheda madre a me già mi fa piacere. Devi fare un'altra prova io. Sono come San Tommaso con le prove, Vai. Qui con tutte ste piattine, con tutte ste cose. Era un macello, stavano una sull'altra. Allora. Mamma mia come si farla questa live. Mi sa che devo interrompere l'altra applicazione perché sennò va a finire che mi si rompe la scheda video. Vabbè che una scheda video questo PC la trova a 2 lire. Quindi. Oh, ma non riesco a mettere una piattina qui su. Ma che mi è successo? Oh, ma davvero davvero? Voglio riprovare. Uno, due. No, niente, non lo riesce a rilevare. Rimane l'hard disk, il LED dell'hard disk acceso, vedete questo rosso?
e non viene rilevato. Allora io che posso fare per fargli rilevare sta hard disk? Che mi sa che non gira proprio questo. Allora, fermo sta ventola e non c'è. Si inizializza bene l'hard disk. Perché non lo rileva? Forse va impostato dentro il BIOS. Di solito c'erano scritti pure i parametri sopra per impostare l'hard disk, Non veniva riconosciuto in modalità automatica. Ma non fa rumori strani, mannaggia. Niente, non lo rileva. Niente, non lo rileva. Proviamo a fare un'altra cosa. Stacchiamo, lo andiamo a smontare, questo che sembra rotto. Tanto ci vuole un secondo. Male che vada. E se no poi utilizzerò ovviamente i miei CD che ho lì, che io utilizzavo per fare assistenza. Oh, questo è fissato pure dall'altra parte, ci vuole poco. Andiamo a smontare di qua. Oh, ripeto, questa è tutta roba dei primissimi anni 2000, roba che ha 20 anni, se non di più, roba di 20 anni fa, quindi magari qualche hard disk me lo aspetto pure che non funzioni, ci mancherebbe. Sarebbe troppo bello se tutto funzionasse. Ah, ma qua non ci stanno i video. Non ho messo manco dei CD, delle cose, niente. Questi sono quelli che facevo per me al volo, quindi questo è incastrato proprio qua. Allora, andiamo a vedere innanzitutto di che hard disk si tratta. Poi ci riattacchiamo pure questo. Tanto riattacchiamo il drive. Allora, è un Seagate da 10 giga. Allora, andiamo a vedere il datestamp. Vedete 10,110 10.110 megabyte. Ok? LBA, vedete tutti quei valori andavano settati. LBA, i cilindri, date code 0118. Quindi è del 2001. Mi sembra che quel 0118 significa la 18ª settimana dell'anno 2001. Allora, impostato così, questo era master. Allora, qui dietro, ve lo avvicino il più possibile, vedete questo jumper? Metti a fuoco, maledetta. Ecco, quel jumper, quello era master, slave, cable select e parking mode. Ok? Io adesso questo jumper cerco di toglierlo perché lo voglio spostare su master e quindi singolo hard disk, anche se tanto quando gli hard disk non venivano visti era brutto segno. Mazza, non riesco a levare più sti jumper, sì, ecco, tutto di qua. Qui abbiamo il disegnino master, slave, cable select. Andiamo, metti a fuoco. Vedete master or single drive, drive slave, master with non ATA compatibile slave, enable cable select. Vedete? Quindi c'era master, slave o cable select. Ok,
e noi andiamo a fare un'altra prova. Messo così, andiamo a vedere se viene riconosciuto. Possiamo poggiare pure così, cioè non è che ormai sti hard disk, ma mi piacerebbe veramente vedere che c'è dentro. Oh. Andiamo a vedere, Si è spenta la lucetta, però non viene riconosciuto. Niente, non lo riconosce, però facciamo F2. No. Tra l'altro non mi vede la tastiera, devo abilitare il riconoscimento della tastiera USB nel BIOS. Oh, l'1 mattina di YouTube, e anche se sarebbe più corretto dire mezzogiorno, già, è mezzogiorno. Sto facendo vedere questi PC, questo faceva parte della mia rete LAN, Luke. Io avevo una rete LAN dentro la cameretta, una cameretta che era 8 metri quadri, ma neanche 8 metri quadri. C'avevi i computer uno sopra l'altro, uno accanto all'altro. Oh. Purtroppo c'è un hard disk che secondo me è rotto. Però mi piacerebbe andare a leggere dentro i dati, perché se ci sono i dati del mio primissimo sito internet amatoriale, che era refsoft.it, ho trovato, dicevo, su Wayback Machine ho trovato qualche schermatina di avvio, perché detecting hard drive, niente, rimane così e non lo trova. Potrei provare a metterci tutti i numeretti a mano, tutti i cilindri, i settori, ma cilindri ad settore e capacity. I cilindri ce l'ho, le testine no, mi sa che non ci stanno scritte qua, perché qui gli servono le testine, i cilindri e i settori, e lui poi si calcola la capacità. Però il hard disk ho fatto vedere del 2001 dal date stamp che c'è scritto sopra. Niente. Mai stato fortunato con gli hard disk io. Ora lo faccio girare un po', ma tanto se fa così c'è qualche problema sulla logica qua. Allora, detecting hard drive. Detecting hard drive, niente. No, non lo troverà mai, dai. È inutile, è inutile. È tempo perso. Possiamo vedere cosa c'è in quell'altro grazie ai miei CD, fedelissimi CD da sistemista. Quindi ora vado ad attaccare quell'altro e partiamo con l'Iren Boot CD, uno qualsiasi, una versione qualsiasi. Dove sta? Magix Diamond Boot CD Office, ecco. No, questo a 64 bit non c'è. Allora, dove sta? L'Iren Boot CD normale. Questo chi è? ICE XP, non ci frega niente. Windows XP con l'USB, mini PE della DigiWiz, non ce ne frega niente. Office 2003, guardate, questo l'avevo stampato io, sto CD con la Remage. Office 2003, questo era licenziato, non guardate che è un masterizzato, ma c'aveva la licenza corporate. Microsoft Windows 2000 Pro in inglese, che mi serviva Diamond Boot CD. Questa è tutta roba che c'ho solo io, devo fare le immagini ISO di sta roba. ICE-XP, DVD, Windows Vista Ultimate, ICE-XP, non ci frega niente, a noi ci serve, no, ICE-XP, ICE V3, no, non sta qua, allora starà qua.
Oh, da qualche parte deve stare l'Iren Boot CD. Allora, qua c'è sta il Ghost, Office 2003, 8 in 1 PE, ci frega niente. Allora, l'ERD Commander. ERD significa Emergency Repair Disk. Qua ci stanno tutti i software, l'ERD Commander. Questo è Office 2003. Niente, questo è il... Oh, mo ci sformo, Posso utilizzare pure l'ERD Commander, però io volevo i6P. No, i6P, Iren Boot CD. Per server, vedete il Ghost? Norton Ghost 9.01. No, ma non c'ho un i6P. Non stava qui dentro. Vabbè, usiamone un altro, dai. Eppure questi erano i CD miei, Non ce n'erano di più. Vabbè, usiamo DigiWiz. Ah, Irens Boot CD, eccolo qua. Stava proprio davanti a me. Eccolo. Iren Boot CD 15.2. Questo lo mettiamo dentro a lettore. Spegniamo un attimo. Andiamo ad attaccare l'altro hard disk senza sistema operativo. Qua non c'è il sistema operativo installato. Ok. Perché se trovo il backup della WebS c'è il caso che qualche test lo faccio. Mi devo installare un sistema operativo server perché l'ASP viene decodificato. Vabbè che ce l'ho io su Aruba. Su Aruba ce l'ho. Su Aruba c'ho tutto. Su Aruba posso mettere PHP, ASP. Vediamo un attimino, PF2. Mo l'ha visto, vedete? Allora, andiamo su Keyboard Features perché voglio che la tastiera sia... no, voglio abilitare la tastiera, la plug and play OS innanzitutto sì, on chip primary abilitato, memory all, disable, shadow option, PCI configuration, dove sta? Io device configuration, serial port, floppy disk controller abilitato, questa è la seriale a parallela, ce ne frega niente, questo non ce ne frega niente, qui parla sempre di bus, di cose, shadow option, security, power, questo è come deve ripartire, boot, qui ci mettiamo CD-ROM come primo, CD-ROM, hard disk LAN, però io voglio mettere che la tastiera USB deve essere riconosciuta, dovrebbe stare in keyboard features, unlock keyboard auto repeat, no, allora sulle USB, advanced, plug and play, reset, on chip IDE, memory all, standard application, serial number, boot diag, shadow, questa è la memoria, PCI, questo tutto va bene così, il bus master è plug and play, ISA, questi sono tutti gli RQ, IO non c'era, serial, parallel, DMA, e flop niente, security non c'è sta niente, power settings 20 minuti, boot, non c'è niente, vabbè. Oh, vediamo se così parte, dovrebbe partire a leggere il CD. Che io l'Iren lo usavo pure per craccare le password degli utenti locali, quindi Hewlett Packard Expanding Possibilities. Niente, non lo leggi. Sfigato proprio, Sta provando perché la lucetta qui lampeggia, voi non la vedete. Tenta di leggere, però... Oh, pure il CD è stato masterizzato parecchi anni fa, Niente.
non ci riesce a leggerlo. Mo se lo levo, questo mi dice guarda che ne devi mettere un qualcosa che sia avviabile. Metti MS-DOS. Metti MS-DOS. Proviamo un po'. Boot file. Proviamo a vedere se parte pure da quell'altro CD. Se questo lo legge. Questo è un masterizzatore, lo dovrebbe leggere. Tra l'altro questo sopra è LG. Pure buona come marca. Allora, saltiamo il test della RAM. Ecco, lo vede l'hard disk subito. Niente, devo cambiare l'ordine di avvio con F2. Guardate che ce ne vuole di pazienza, ce ne vuole tanta di pazienza con sti cosi. Ci voleva, si perdevano le ore, ci si perdevano le ore. Allora, boot, si vede che questo CD-ROM è diverso da quell'altro. Allora, quindi come faccio? Allora, no, però come li riconosco? Ci deve stare un modo per riconoscerli. Samsung. Ah no, come li riconosco io qua? Io lo stacco quello di sotto. Stacco. Staccato. Esca. Reset. Quindi mo se gli ho detto CD-ROM devo andare a leggere per forza quello di sopra. Faccio prima perché con questi BIOS dell'anteguerra devi trovare pure una soluzione che sia un po' veloce per fare le prove. Ecco, mo adesso infatti l'ho letto subito. Boot from hard drive. Ah, mo non mi vede la tastiera. Caspiterina, perché questa è una tastiera USB. Non l'ho trovato, ho trovato un mouse nuovo ottico. Vedete, un mouse nuovo ottico USB. Ma la tastiera no. Mannaggia, mo come caspita lo risolvo io questo problema? Non risolvo io questo problema, che risolvo? Non lo risolvo, vedi? Il CD è stato letto proprio subito immediatamente. Io dovevo far partire mini Windows XP. Devo trovare quella voce dove dice che mantiene abilitata la tastiera USB. A me sa che quella voce qua non c'era proprio. Questa scheda madre ha solo due USB di tipo 1.0. Allora andiamoci a studiare sto BIOS. Se qui funziona la tastiera, keyboard auto repeat, keyboard non me lock, ci frega niente. Allora plug and play, andiamoci yes, un chip IDE, questo è l'IDE, il secondary IDE, standard applications, boot time diagnostic screen va bene, PCI configuration, metto tutto abilitato. PCI, vero la gameplay. Serial port, auto, floppy disk controller abilitato. User passes sono le password, power, resume events, power events, niente. Mannaggia la miseria, questa non ce l'ha sta funzione per vedere la tastiera e non c'è verso. Secondo me non c'è verso. Non c'è verso. Perché quando finisce il BIOS se la perde la tastiera, non c'è verso. Arità accesa, perché è rientrato nel BIOS? Nessuno ha premuto niente.
Comunque sto Pentium 3 700 MHz Coppermine. Niente, ma è bello che neanche col mouse, perché figuriamo del mouse. Proviamoci un altro CD. L'idea è di provarci un CD che parta direttamente PE. DigiWiz Mini PE. Proviamo questo, va. DigiWiz Mini PE. PE, ho detto un'altre due lettere che magari non lo sapete che vuol dire. PE è Pre-Installation Environment, cioè tutta una suite che serviva prima dell'installazione del sistema operativo. Sbagliato, premuto F2, non lo dovevo premere. Ma io mi diverto con queste live, momento, ma che palle. Scusate, mi è uscita così, scocciatura sto BIOS. Devo premere ESC. Quindi prima questo, poi questo. Andiamo a vedere se questo partiva, sto pre-installation environment. Qualcosa. Mini PA is taking care. Ok. Sta partendo qualcosa. Vedete perché bisognava averne più di uno? Magari questo pre-installation environment ci permetterà di vedere che cosa c'è dentro questo hard disk, che poi è quello che mi interessa a me. Peccato per questo, ma questo poi via USB in qualche modo me devo inventare. Per farglielo vedere, anche se era solo 10 giga, ma magari c'era tutta la BBS mia, tutti i programmi, con tutte le immagini, con tutto il database, eccetera. Mi pare che non arrivava a 1 giga, con tutto quanto, era mezzo giga, pochissima roba proprio. Windows Mini PE Edition by DigiWiz. Copyright 85-2005 Microsoft Corporation. So che sta a fa però. Legge il CD. Ok. L'hard disk è stato letto. Ed ecco l'area grafica. Quindi è stata caricata l'area grafica. Molto bene, bene, bene. Ed eccolo qui. Vediamo un po' molto bene, bene, bene se mi ha caricato il mouse. Ma penso proprio di sì. Sì, il mouse c'è. Però sta ancora caricando. Però sta ancora caricando. Vedete, DigiWiz. Ecco, sta trovando, sì, tutte le periferiche. Ok. Io lo lascio andare fin quando non finisce di caricare. Infatti c'è la clessidra qui. Vabbè, sta caricando un sistema operativo dal CD, eh. Per quanto questo può essere in 40x, da CD. Ok, allora qui sotto c'è un sacco di roba. Andiamo a vedere questo che fa. Questo mi sa mi apre Task Manager che non ci faccio niente. Allora, Task Manager di DigiWiz, niente. A me mi serve un programma per vedere i file. File Management. Explorer XP, che cacchio significa? Non me lo ricordo. Eccolo. Dati C.
eccolo qua. Allora, install US Robotics, fotografie, cose, tutte fotografie. Ne voglio vedere una sola. È il televisore vecchio dei miei, il Trinitron, il Sony Trinitron. Guardate che roba! Questo è il Sony Trinitron, il vecchio televisore dei miei che gli avevo comprato io col primo stipendio. Vabbè, questo è il Sony Trinitron. Ma non è che c'è sta pure qualcosa della camera mia, no? Questa è mia mamma. Andiamo un po' avanti, vediamo questa. Vabbè, questo era come si vedeva l'albero che adesso non c'è più. Vabbè, comunque non mi interessa questo. Allora, andiamo su musica, musica seria. Vabbè, chi è Robotech? Per me quella era la musica, vabbè. Lasciamo stare. Checkmate. E infatti questo è il disco, poi mini PE, questi sono tutti il disco dati e questo qua. Questi sono i drivers, monitor HP, Firefox, fotografie, poca roba, Attrick, musica, varie, che c'è sta, motori e nuova cartella, motori, niente, nuova cartella, motori e VTemp, niente, oh. Vediamo quanto spazio è occupato e da quanto è sta hard disk. Proprietà. L'hard disk è un 20 giga, quindi è il doppio di quello, e ce ne stanno solo 6 occupati. Cos'è questo Windows Mini PE, Luca? Allora, Mini PE è un pre-installation environment, porca la miseria di sta telecamera. Cioè questa telecamera, questa che sto coprendo col dito, che mi dà un sacco di problemi, è una AUK cinese da battaglia, che però funzionava abbastanza bene. Allora, Mini PE è il pre-installation environment, cioè ti carica Windows XP con una serie di programmi che tu potevi utilizzare se il PC non partiva più e dovevi fare la copia, il backup dei dati o il recupero dei dati. E qui ci stanno tutti questi programmi installati, c'è l'antivirus, l'antispyware, programmi di sistema per recuperare password, cose di qui. Ci stanno le immagini per fare le immagini ISO, per masterizzare, c'è un sacco di roba qua. Cioè questo è un sistema operativo partente da CD, quindi senza hard disk, senza niente, partiva da CD, una specie di Iren Boot CD. Io usavo sempre Iren Boot CD perché è molto molto facile, è versatile, ce ne sono un sacco di versioni, tra l'altro le trovate anche nel mio canale Telegram dedicato pure ai Twilight, ok? E lì ci sono tutte le versioni di Iren Boot CD. Ci dovrei mettere anche questi, tutta questa roba, ok? Screen resolution, tra l'altro vedete pure il monitor con una risoluzione corretta, programmi, ci stanno pure i programmi per andare su internet, FTP, internet e browser che c'era installato qua, Opera e Firefox, quindi ci stanno tutti gli antivirus, file management, e abbiamo visto che purtroppo quello che mi interessa non c'è. Vediamo un po' se ho visto bene, ma quello che mi interessa a me, questa è proprio la root, no, qui ci stanno degli zip, vediamo un po', 2 mega, 2 mega, 4 mega, vediamo un po', che c'è sta qua, HT ratings, no, non so che roba sia sta roba, non me lo ricordo però. Niente, dentro varie, c'è sta motori, forse questa è la roba un po' più di mio fratello, ma che ne so. Poi ci stanno solo i driver del monitor, ma là tutta quella, tutti quei giga sono tutti quanti di musica, vediamo un po'. No, sono 155 mega, e allora quei 6 giga, scusate, ma voglio vedere sti 6 giga, dove stanno. Qui no, vabbè, Nokia, non mi seleziona più. 210 mega, qui manca un giga, arriviamo. H-Trick 55 mega, quanto erano piccoli
sti cosi erano proprio piccoli. 16 mega di foto. Firefox che poteva essere? Ma allora tutti sti G 4 mega. Ma scusa, boottemp 0 byte niente. System volume information 64 mega, ma qui non ci arriviamo a qua. 1 giga qua dentro. E qui mi deve far vedere allora i file e cartelle nascoste. Dove sta view? No, sta tutto qua dentro il resigler. Ecco, qua dentro. Ah, vedete i cab, i file di installazione. Qui c'è un sacco di roba. Comunque non c'è quello che mi interessa. Frank Sinatra. Frank Sinatra, Frank Sinatra. Qui è pieno di MP3, Janet Jackson, U2, Pink Floyd. Vabbè, qui è pieno di roba. È una recovery mode, però quando Windows non partiva neanche in modalità provvisoria, che facevi? Te sparavi se non partiva. Poi se devi vedere, ecco, in questo caso c'hai due hard disk, quello di sistema non parte, e per vedere quello senza il sistema operativo che facevi? Cioè dovevi installare il sistema operativo dentro, era un macello. Allora così, ma a me questo è quello che mi interessa di vedere però. Mannaggia mia, devo riuscire a fargli vedere questo. Niente, voglio provare a riattaccare questo perché questo è quello che mi interessa. Anche se sta solo 10 giga. Ah, ma questo non potevo. Ah sì, con qualcosa potevo spegnere. Col pulsante. Tanto il sistema operativo, stando su un CD-ROM, pure se spegnevate così, non gli succedeva niente senza farlo shutdown perché non è scrivibile, il CD-ROM è solo in lettura. E per fare questi CD era molto complicato. Io non ci sono riuscito. Non ci sono proprio riuscito. E li facevano pure con Windows 2000, ragazzi. Pure con Windows 2000 riuscivano a fare i CD avviabili con Windows 2000 installato sopra partente direttamente da... Siccome Windows è conosciuto per avere una marea di file temporanei, sta sempre a scrivere sugli hard disk, una continuazione molto più di qualsiasi altro sistema operativo, metterlo su un CD che è un'unità in sola lettura non è facile. Io vi posso far vedere quel CD parte pure se io non ci attacco nessun hard disk qua, parte tranquillamente e va pure in rete. No, non lo devi vedere, mortangoli ai tuoi, e trovamelo, mannaggia. Niente, io mo gli metto manual. Cylinder, ora ci metto i cilindri che stanno scritti qua. Vediamo un po'. Mi serve il cellulare. Dove sta? Datemelo. Perché non ci riuscirò mai a leggere con la sola con i cilindri. Allora, ha chiamato mio padre. Allora, andiamo a leggere il numero dei cilindri qua sopra, va. Oh, e che te ci vuole pure a te? Allora, andiamoci a mettere sti valori, va. Mazza quanto è lento pure il cellulare oggi, oh, ma che è? Tutto buio. Mamma mia. 16.383. 16.383 cilindri. E così lo vedrà. 16 EAD, 63 settori. Quindi 8 giga e 4. Ah, è LBA. LBA ovviamente qui mo non è settato. Comunque 16.383. 16.383 cilindri,
16 testine, 63 settori, LBA. LBA, LBA. LBA, va bene. No, oh, se ce l'ho messo. Perché me l'ha messo poi lui? Manual. Vabbè, l'ha visto così. Andiamo un po' a vedere se così succede qualcosa. Exit, save changes. Mo l'ho messo in manuale, però me l'ha cambiato il numero. Allora, questo, poi questo. Ma vi aspettiamo che parte mini PE DigiWiz, mini PE pre-installation environment, magari messo così perché la batteria tampone si è scaricata. Io non lo so se l'avevo messo in manuale o in automatico, perché allora diciamo una cosa: i primissimi hard disk, quindi parliamo di 486 primissimi Pentium, anche quelli IDE, non solo quelli SCSI ma purtroppo anche quelli IDE, avevano bisogno di essere configurati manualmente all'interno del BIOS dei computer. Ok? Che cosa vuol dire? Che bisognava mettere il numero dei cilindri, il numero delle testine, il numero dei settori, e in automatico il computer rilevava la grandezza in base a questi parametri che erano quasi sempre scritti sopra al disco. Ok, vediamo un po' qua se c'era scritto, ma sempre c'erano scritti. Qua adesso non lo so se lo vedo. Poi in seguito questi dati vennero memorizzati in una ROM dentro alla logica degli hard disk, e quindi il BIOS del computer, della scheda madre, poteva andarli a leggere in autonomia. Ok? Però vedo che il ledino qui rimane acceso. Boh. Vedremo, vedremo, vedremo. Niente, provo a leggere nell'hard disk, però mo fa un rumore strano, tutun, tru, tutun, tru, tutun, tru. Mo purtroppo mi sa che riesce ad accedere perché lo trovo all'hard disk, ma secondo me non riusciamo a leggere niente dentro questo hard disk. Che peccato, ragazzi. Tutun, tru, tutun, tru, tutun, tru. Quando fa questo movimento meccanico così, questi hard disk c'erano questo, erano fragili, c'è scritto pure sopra, fragile. C'è disegnato un bicchiere. Quante ore so che stiamo in live? Un'ora e 8 minuti. Io questo mi piange il cuore, ma vabbè, diciamo funziona come quell'altro, però qui ci mettono hard diskaccio da qualche giga e già va bene. C'ha 260 mega di RAM. Ci posso ricaricare Windows XP, ma qui c'era Windows 2000 però. Tutun, trum, tutun, trum, tutun, trum. Questi quando facevano così, questi hard disk erano andati. Che peccato, ragazzi. Non riuscirò a leggere nulla da questo hard disk. Oh, quelli che non erano miei sono partiti subito. Mannaggia la miseria. Oh. Questo che era mio, che mi interessava di vedere che razza di roba c'era dentro, non parte. Ma guarda che forte sta cosa, Niente, tutum, trum, tutum, trum. E qui si vede dal ledino che voi vedete che rimane acceso, poi si spegne, poi ci riprova a leggere, poi si spegne. Tutrum, tum, tutrum, tum.
tante volte può essere che si sono bloccate le testine, però non è questo il caso. No. Ovviamente quel mini PE sta aspettando l'ok dell'hard disk per poter continuare il boot. Voi non lo potete sentire perché il microfono non è così sensibile, però fa tri trin trin tri trin trin tri trin trin. Ma io lo lascio perché poi dopo un po' c'è quello che si chiama il time out. Dopo quel tempo, quel time out, la scheda madre, il BIOS della scheda madre rilascia come errore la periferica e quindi il boot può continuare, ma in questo caso vedo proprio che ci siamo fermati. Voi non lo vedete, ma non sto leggendo neanche più da CD. Sempiantò. Niente, tutto bloccato. Allora, voglio provare a fare un'altra cosa. Sempre dal BIOS. Proviamo a fare un'altra cosa. Andiamo BIOS, andiamo. Our plug and play. Allora voglio andare su boot e qua ci voglio mettere HDD. Allora, questo è floppy LSD slip HDD. Ok. Ma come non è? Manual. Ma non me li fa mettere più i cilindri, i settori. Prima me l'ha fatti mettere. Mannaggia la miseria. Ma guarda che è una cosa incredibile. Qua me li fa scrivere. Ora te faccio vedere io come si fa. Lasciamo qua. A mano estrema estremi rimedi. Stacca e riattacca. Mortangoli, ieri quanto è complicato, poi mi arrendo io, A un certo punto mi arrendo, tanto lì ci stanno 2 o 3 foto, ma chissà come erano state fatte quelle foto. Boh. Allora, non è manual. Dove sta uscendo? Allora io ci voglio mettere questi dati qua, quindi 16383 16383 e invio e vai, poi 16 testine e via, 63 settori e questo LBA. Ok, niente qua non... perché forse ho messo LBA auto, ecco 655, questo è 16 16383 16383 che è in a deck number 16383 scusa 0
16 16 3 8 3 non gli piace. 6 5 5 3 5 niente, non mi memorizza. Mettiamo lo slave, va. Sul secondo devo rilevare sto jumperino. Questo non è manco comodo da levare perché ci stavano quelli che c'aveva la scanalatura dei jumperini. Oh, lo mettiamo slave. Non è che non ci vedo, ci vedo, però mi sa che ho storto i piedini con sto jumperino. E va. Quanto lo storti però? Lo chiediamo al cellulare. E mica sono storti. E allora perché non ci va questo dentro? Scusate, scusate, ma io sto a fare tutto live, però mi rompo pure le scatole. Ah, drive slave, senza niente. Ok, lo riattacchiamo così, non ci frega niente. Non ci frega niente. Lo riattacchiamo così. Ed è slave. Mamma mia che brutto rumore che ha fatto. Ha fatto un rumore brutto 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 brutto. Primary slave hard disk fail. Ha fatto un rumore brutto 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 brutto. Primary slave hard disk failure. Ho perso un sacco di tempo con questo hard disk, ma poi, cioè, a sto punto mi potrei pure mettere ad installare al volo Windows XP su quell'altro, senza formattare, senza niente, stanno i dati là. Ci stanno un sacco di giga liberi. Ora vediamo, se mi prende male, mi metto un secondo, metto il CD, tanto che ore so. Beh, stiamo lì, stiamo in zona Cesarini. Ci si potrebbe provare. Questo è il camperino. Purtroppo quando c'erano questi problemi c'era solo tanto tempo da aspettare. Lo so, questa è una live un po' noiosa, mi è venuta noiosa sta live. Era meglio se ne la facevo. È un po' noiosa sta live, sì. Devo dire la verità, è noiosa e... Vediamo un po'. Caricare sta caricando, quindi... Gig robot. Ecco, come vedete è comparso qualcosa. E vabbè, 2K5, 93. Addirittura sto CD è del 2005. Mamma mia quanti ricordi.
Io faccio un po' di salti nel passato con queste live. Poi sto sempre, diciamo, quasi più o meno con pochissima gente in live, quindi sono live molto rilassate, molto così. Allora, sta ancora caricando, non gli rompiamo l'anima. Fin quando non compaiono tutte le icone in basso, lasciamolo fare. Eccolo qui, è comparsa la barra. Sta ancora caricando perché non è partita la barra di avvio. Oh, adesso sì. E andiamo con Explorer XP. Vediamo che cosa rileva Explorer XP. Niente, non lo vede proprio. RAM disk, è come se non ci fosse collegato. Allora, andiamo con recovery file, vediamo un po' recovery hard disk, dentro recovery. Hard drive tools, HD tools, HD manager, partition table doctor. Vediamo un po'. Neanche parte sta cosa. Allora, hard drive tools, Paragon hard disk manager 8 Pro. È partita la schermata, non mi vede proprio gli hard disk, vedete? Cioè, non me lo vede proprio sto hard disk. Eppure gira. Ma questi hard disk quando si rompeva non c'era verso, Hard drive tools. Fa questo rumore bruttissimo. Disk state, e non me lo vede, quindi voglio dire, non è che... No, non è la scheda logica qua purtroppo. Questa è meccanica proprio, il problema è proprio delle testine. Vabbè, voglio provare a vedere se ho il Windows XP per installato. Allora, Ubuntu lasciamo stare. Ice V3 Safe Mode. Proviamo a installare questo sistema operativo su quell'altro hard disk. Oh, mannaggia la miseria. Shutdown, spegni tutto. Provo a installare Windows XP, Ice XP su quest'altro hard disk in pochissimo tempo. Vediamo quanto ci mettiamo, va. Allora, questo è Ice XP V3. Vediamo, al posto di Ice XP V3 qua ci mettiamo questo. Ci potevo installare pure Ubuntu, però Ice XP mi sa che è più immediato, ci mette un attimo. Ice XP fa tutto da solo. F1 lo continua, F2 lo setup. Allora, mettiamolo, questo è il primario, secondario, auto, e poi andiamo boot, prima il CD-ROM e poi l'hard disk. Ok. Oh.
ora dovrebbe andare a leggere questo e partire l'installazione al volo. Qualche volta sì, ma per noi tecnici, ma non per gli utenti, perché poi come abbiamo visto i PC, ieri ho preso un PC che era abbiamo visto dei primissimi anni 2000 e funzionava ancora, quindi questo la dice lunga. Ecco, sta partendo l'installazione, verifica configurazione hardware in corso. Ecco, questa era la parte DOS dell'installazione che era comune sia a Windows NT, questa parte DOS, e sia a Windows 2000 e Windows XP. Questa era la parte tutta scritta in DOS e sotto andava a caricare tutte le DLL e tutti i driver possibili. Questo è un 40x in lettura come lettore e quindi ci mette pochissimo a fare questa operazione. Noi invece quando andavamo a installare ad esempio Windows NT 4 Server dovevamo mettere i driver da dischetto, i driver per esempio di terze parti, di schede SCSI o di cose un po' particolari. E infatti noi un'altra cosa che avevamo fatto, noi proprio avevamo fatto una versione di Windows XP, che poi questa già ce l'ha perché questa è Ice XP, avevamo messo i driver degli hard disk serialata all'interno di questa parte, quindi abbiamo modificato un CD di avvio di Windows XP di installazione perché Windows XP, la prima versione nativa, non aveva i driver dei controller serialata, ok? E quindi durante l'installazione tu dovevi fare aggiungi driver, mettevi il floppino o il CD che trovavi insieme alla scheda madre, lui andava a installare i driver del serialata e ti rilevava l'hard disk e ti diceva installiamo. Se no ti diceva non ci sono hard disk, con tutto e tu c'hai magari un hard disk serialata bello nuovo, ti diceva non c'è sta hard disk e non si può installare Windows. Allora attendiamo un secondo, vediamo che cosa fa, perché si è fermato. Ecco, ha ricominciato a leggere mi sa che sta tirando su la parte grafica, infatti no, però ha trovato l'hard disk. Allora eccolo qua, mi vede il disco, partizione dati 19 giga. Allora l'elenco per installare la partizione evidenziata, premere invio, tac, lasciare intatto il file system corrente, nessuna modifica, non formattiamo niente. Ok, verifica dell'unità C in corso. Che ore sono? Sono le 12:58, vediamo se in 10 minuti ce la facciamo. Copia dei file in corso, guardate come corre, anche perché questo è un 40x, quindi qui sotto c'è i nomi di tutti i file, qui sotto ci sono i nomi di tutti i file che vengono copiati durante l'installazione di Windows XP. Sta al 7%, passato neanche un minuto. Vediamo quanto ci mette. Driver.cab, veloce. Questo era il file più lungo di tutto il CD da copiare, perché dentro questo .cab i cab erano dei file che Windows utilizzava, significava cabinet. Dentro a questo file era come se fosse un zip, un RAR, un file compresso dove dentro c'erano tanti altri file, ok? E infatti adesso guardate come ha ripreso a correre, che non ce la fa neanche la telecamera con refresh a stargli dietro diciamo, a tutti i file che copia. Adesso sta copiando una marea di DLL, di inf, i file .inf, guardate, e comunque continua a camminare. ombios.bin, mazza come corre. Ok, sta andando spedito che è una bellezza, già sta al 38%. Stiamo facendo un'installazione di Windows XP su un vecchio PC con 256 MB di RAM, Pentium 3 700. Dai, così vediamo come si faceva una volta ad installare il sistema operativo. Ice XP V3, andiamo avanti, 48%. Si trovano tante versioni moddate di Windows XP, io quelli di Ice le ho sempre preferite. Mi pare che si trova pure Ice 7
la versione di Windows 7 fatta da ICE, che era, mi sembra che era un craccatore, tra l'altro italiano, sardo, però non ci giurerei, così c'erano queste voci in giro. A me me l'hanno sempre passati tutti questi CD. Intanto siamo arrivati al 60%. Tra l'altro questa dovrebbe essere una installazione, vi dico un'altra parola, unattended, cioè senza diciamo che ti vengono fatte domande e viene poi installato una marea di software aggiuntivo, che ne so, tipo WinZip, WinRAR, cioè vuoi installare, che ne so, Office, un sacco di programmi in automatico, senza che tu te devi mettere là ogni CD e installarlo, oppure noi facciamo da internet, scaricavamo Acrobat Reader, che ne so, Winamp per sentire, magari lui te li dà già tutti belli installati, quindi finita l'installazione c'avevi già diciamo, un computer parzialmente funzionante, perché poi dovevi andare a mettere lì dove mancavano i driver, che ne so, di un'eventuale scheda video, scheda audio o scheda di rete. Ok? Nel frattempo che io vi ho spiegato questa cosa siamo arrivati già all'80%, quindi 80, 81, 82, magari se ve lo ingrandisco di più secondo voi se vede meglio, ma sì dai, me lo metto così dai, vediamo un po', 84%. Ah, tra l'altro c'è già il Service Pack 3 installato, infatti c'è sp3.cab, quindi c'è il cabinet del Service Pack 3 che come vi ho detto l'altra volta, adesso Microsoft ha iniziato a chiamarli non più Service Pack, ma che ne so, 24H2, 24H1, capito? E quelli sono una serie di aggiornamenti. Questo aveva il Service Pack 3 già bello installato dentro, che normalmente ci voleva più di mezz'ora, 40 minuti per installare il Service Pack 3 su un Windows XP che non c'aveva Service Pack, un sacco di tempo ci voleva. Tanto siamo arrivati al 93-94%, sono passati 3 minuti. In 3 minuti, ok, 96, 97, 98, eccoci qua, 99, dai che abbiamo finito, va. Ok, copia di reboot, inizializzazione, scrittura del file inf. Ok, sta scrivendo tutti i vari file inf e il boot d'avvio. Salvataggio configurazione in corso. A posto, riavvio del computer in corso. Adesso noi dovremmo togliere il CD, ok, e lo rimettiamo dopo. Anzi, mi sa che funziona pure senza CD adesso. Guardate, ecco. Ora se va cercando il CD me lo richiede, ma non mi pare. Ice XP V3, code by Groefi Grisnash 2008. Cioè, questo è Ice XP V3. Vabbè, ci rimetto questo, che se gli serve. Grefi Grisnash. A me mi serve l'installazione più rapida possibile, quindi andiamo a vedere se riusciamo in altri, c'è altri 5-6 minuti, via. In 5-6 minuti a fare un'installazione di Windows XP. Ecco, come vedo già dal puntatore gigantesco i driver della scheda video non sono ancora stati installati. Tra l'altro l'installazione di Windows XP ancora non è partita. In quella fase che abbiamo visto prima da CD sono stati solo copiati i file di installazione nell'hard disk. In questa fase sta installando il sistema operativo, quindi l'installazione verrà completata tra circa 39 minuti. No, non ce ne abbiamo 39 minuti, ragazzo. Diminuiamo. Vedete? Windows Ice XP di Greci Gris. Io fino adesso non ho cliccato mai, ho dovuto solo levare un attimo il CD, ma l'avrebbe fatto in automatico, di non partire da CD. Però io per sicurezza ho tolto il CD
e poi l'ho rimesso dentro dopo che si è avviato dall'hard disk. Qui vedete i quadratini che girano e sta facendo l'installazione. Non ci abbiamo 39 minuti, questo è poco ma sicuro, ma io sono sicuro che non ce li mette 39 minuti. Nel frattempo ne sono passati 8, Ne sono passati 8. Però quanto ci abbiamo combattuto anche con questo Windows XP, eh? Ah, io non vedo più i commenti, non c'è, vabbè che non c'era nessuno collegato. Grazie della live, poi la finisco di vederla alla prossima. Ciao Michele, mi sa che già te ne sei andato, comunque ti saluto, così quando la rivedrai ti ho salutato. Comunque stiamo andando avanti, io c'ho ancora, sto lì, non ce li ho di sicuro 39 minuti. Semmai chiudo la live, poi qui lascio installare e via. Ma mica per niente, per avere già il sistema operativo installato. Niente, sta installing, niente. Ovviamente 39 non diminuisce, perché lui dice circa 39 minuti, poi dipendeva dalla velocità dell'hard disk e del PC. Ok, pure da quanta RAM aveva il PC. Abbiamo visto ieri che Windows XP girava anche con 64 mega, qui ce ne abbiamo 260, quindi voglio dire, no, 256, 128 più 128, 256, perché poi tramutato in megabyte diventa così. Poi installazione periferiche, guarda come corre, 37 minuti, però non sono reali secondo me. Qui intanto ne sono passati 7, 8, 9, quasi 10. Installazione periferiche. Sapete perché dice 37 minuti? Perché questo ci andava a installare tutto il software possibile e immaginabile qua dentro. Tanto questo deve essere usato offline, quindi che ci frega? Metti quello che ti pare. i6P V3 coded by Grefi Grishnach. Ma ci mette tempo. Nel frattempo cosa posso dirvi? Vabbè, questo come vi ho detto monta un processore Pentium 3 slot 1, quindi con il pettine, come vi ho detto, con lo zoccolo che ricorda molto le cartucce del Commodore 64, anzi questo lo ricorda ancora di più. Vabbè, c'è la disk ovviamente tutto IDE, c'ha le SDR come RAM, che ieri poi ho sbagliato, ho iniziato bene dicendo che si chiamavano SDR, le RAM statiche, diverse dalle DDR che sono dinamiche. E poi che altro dire, c'ha un solo slot ISA 16 bit, però in questo caso mi pare c'aveva la scheda audio integrata, no? Sì, questo c'ha la scheda audio integrata su scheda madre, e quindi c'ha uno slot ISA, tra l'altro vuoto, e poi c'ha una scheda di rete aggiuntiva perché la scheda di rete in questo caso non era integrata. Ok, c'è una Tricom 3C905, come abbiamo visto quelle di ieri che vi ho detto che io ne ho installate migliaia di quelle schede di rete, e la scheda madre è una scheda madre HP. Tra l'altro ha incorporato on board direttamente sulla scheda madre anche la scheda video che è una Matrox. Mamma mia come è messa a falla sta scheda video, peccato, mi sa che mi sta abbandonando la scheda video. Comunque vabbè, io vado avanti e niente, cioè proprio sulla scheda madre c'è il processore MGA della Matrox. Ok, mi pare che sia una Matrox G200. Se riusciamo a finire l'installazione in breve tempo vedremo pure che scheda video c'ha. Però qui dice 35 minuti, mi sa che ce li mette tutti, ma io altri 35 minuti di live non ce l'ho. Ah, si è resettato, ecco, installazione periferiche, no, non si è resettato, prosegue l'installazione.
Ci voleva parecchio tempo per installare Windows XP, bisogna dirlo, 34 minuti, mi sa che sono reali quelli. C'è poco da dire o da fare. Volevo farvi vedere un'altra cosa, ma non ce la faccio. Tra l'altro sono un'ora e 40 di live, non se la vedrà mai nessuno. Sta live. No, è troppo noiosa così la live. Ecco perché poi bisogna fare i video e andare poi a montare tutti i pezzi per fare vedere le cose che sono più eclatanti della live, che sono più importanti. Peccato per l'hard disk lì dove l'ho messo, non lo so manco dove l'ho buttato. Bah. Quell'hard disk, eccolo qua sopra. Eh, vedete c'è disegnato fragile proprio col bicchiere. E vabbè, un altro hard disk da buttare. A me dispiace pure parecchio che questo era un Seagate. Facciamogli mettere a fuoco, va. Seagate U serie 5. Tra l'altro originale HP, 10 giga AT disk drive. Hewlett Packard. E qua ci stanno i dati che ci avevo inserito prima a mano, 16 383 cilindri. 16 sì. Poi 16 c'è scritto 16 EADS e 63 settori. LBA doveva essere da 10 giga, ma infatti me lo vedeva da 8 giga, quindi c'è qualcosa che non va. Qui intanto dice 34 minuti installazione periferiche. Vabbè, ci vorrà, però 34 minuti sono veramente troppi. Qui quante ne sono passati? 15. Mazza, già 15 minuti per installare questo sistema operativo, porca la miseria. Abbiamo fatto passi avanti perché Windows 11 non ci mette così tanto. Guardate, questa è gomma che era stata messa intorno all'hard disk come protezione. Ora vi faccio vedere, poi ce la rimetto, Cioè, perché questi costavano un sacco di soldi, sti hard disk. Ecco, questo è l'hard disk senza la protezione in gomma. Vedete? Mamma mia come sfarfalla. Sfarfalla parecchio la scheda video. Devo risolvere. No, questo andava messo qui dentro. Ok, vedete? E ci si rimette, questa è la gomma che io avevo levato per proteggerlo proprio dagli urti, adesso non lo fanno più sta storia. Ecco qua, e abbiamo rimesso la gomma, vedete? E questa è la gomma. Allora, installazione rete 32 minuti, tanta rete non c'è, cioè salta. 32 minuti ne sono passati 17. Ma 32 minuti, ragazzo mio, io chiudo la live. Così. Vabbè ragazzi, questa live tra l'altro non so neanche se la lascio, perché è una live inutile. Non penso che la lascio questa live, perché è una live un po' inutile. Boh. Vediamo, andare a 31 minuti installazione rete, ma che... Tutto sto tempo per installare la rete, ma dai, ma... Vedete che poi ci voleva tempo, e quando uno poi per riparare un PC chiedeva determinate cifre, ti dicevano pure che era troppo, ma ci voleva un sacco di tempo per farsi. Dice Dio, ma tu non stai facendo niente, ho capito, ma mi occupa una postazione
Io quando c'avevo Morena Computer, c'avevo 8 postazioni, sì, è vero che c'avevo 8 postazioni, però cioè, più di quelli non ne potevo riparare, poi io ero uno a andare a riparare con nome. Sfarfalla tutto. Mi sa che sta live la levo proprio. Me la tengo per me, per una cosa mia. Ma non la lascio, no, no, la levo perché è troppo noiosa. Troppo noiosa, però la rifaccio. La rifaccio più bella. La rifaccio facendo vedere che questo computer parte ancora. Dai. Ciao a tutti, la interrompo questa live, ci metto la sigletta finale, però la rifaccio. Ok? Metto la sigletta finale, ma la rifaccio. La rifaccio. Ciao a tutti.